Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Sono saliti a 11 gli arresti tra gli ultras del Catania dopo gli incidenti di Padova, gli ultimi 3 fermi tra il capoluogo etneo e la Toscana, in arrivo altri Daspo. Trovati resti umani in un appartamento di Favara, potrebbero essere quelli di Jessica Lattuca, la donna scomparsa a Licata nel 2018. È appesa a un filo la vita del 14enne che oggi, giocando con la pistola della mamma, una guardia giurata si è accidentalmente sparato in testa. Le sue condizioni sono disperate. Forse una regia occulta dietro la strage di Altavilla Milicia. Spunta un santone che al telefono avrebbe guidato Carandente e la compagna nel sanguinoso esorcismo. Gli inquirenti indagano per identificarli. Protesta trattori, domani grande manifestazione a Palermo di allevatori e agricoltori che chiedono misure di sostegno al settore. Insieme a loro il comparto pesca e manifestanti provenienti anche da altre regioni. A Ragusa, come in tutta Italia, è celebrata la giornata contro la discriminazione nei confronti delle persone con sindrome di Down. Stop agli stereotipi per superare le barriere anche culturali. E poi il calcio, a porte chiuse, la finale di ritorno di Coppa Italia al Massimino. Rischio divieto trasferta a Torre del Greco per i tifosi rossazzurri. Sono saliti a 11 gli arresti tra gli ultras del Catania, gli ultimi 3 fermi tra il capoluogo etneo e la Toscana. In arrivo altri Daspo, Angelo Gaiano. Salgono a 11 gli arresti, 3 in flagranza e 8 in differita tra gli ultra del Catania dopo gli scontri avvenuti nell'intervallo della finale d'andata di Coppa Italia tra il Padova e la squadra di Zeoli allo stadio Euganeo. Nelle ultime ore sono stati infatti rintracciati e fermati, grazie alle immagini dei tafferugli, altri 3 tifosi etnei. 2 sono stati arrestati a Catania, un terzo invece è stato bloccato in Toscana. Sono tutti accusati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Daspo e arresti domiciliari per tutti. Ci saranno comunque altre denunce, il lavoro degli inquirenti prosegue senza sosta, al vaglio centinaia di filmati, soprattutto relativi all'area dei tornelli dello stadio di Padova, dove è possibile l'identificazione della persona in possesso del titolo di ingresso. Proseguono anche gli approfondimenti, gli accertamenti da parte delle Digos di Padova e Catania per contestualizzare le condotte di ognuno dei coinvolti. Il bilancio degli incidenti è noto, 8 agenti feriti, di cui 4 della Digos e 4 del reparto mobile. I disordini, lo ricordiamo, sono scoppiati quando un ultras catanese, uno dei 3 fermati la sera della partita, ha aperto la porta della curva che avrebbe dovuto essere chiusa. Da lì una sessantina di facinorosi si sono recati sotto il settore che ospitava i supporter del Padova per sottrarre uno striscione. L'intervento della polizia ha poi riportato la calma. Si riapre il caso di Jessica Lattuca, la donna scomparsa a Licata nel 2018. Trovati resti umani in un appartamento a Favara, vicino a quello del fratello della donna, Davide Sardo. A Favara, in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Luigi Laporta, nel corso di lavori di ristrutturazione, sono stati trovati frammenti di ossa, forse umane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e i colleghi del nucleo operativo di Agrigento. I frammenti ossei sono stati sequestrati e sarà estrapolato il DNA. Il luogo è a poca distanza dall'abitazione del fratello Vincenzo, deceduto di Jessica Lattuca, la donna di 28 anni, madre di 4 figli, di cui non vi sono più tracce dall'agosto del 2018. Il fratello della donna venne indagato per la sparizione di Jessica, ma poi è morto per overdose. Non sarà mia figlia ucciderla qua vicino da me e portarla qua vicino. Un corpo, insomma, un corpo dopo 6 anni che manca mia figlia, ancora ci sarà lungo il corpo, no? Che hanno trovato dei piccoletti ossa, escludo che sia mia figlia Jessica. Tragedia familiare a Gela, un 14enne si spara alla testa con la pistola della madre, dipendente di una ditta di vigilanza privata. La vita del ragazzo, ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, è appesa a un filo. Tonino De Mana.
Un colpo improvviso, da distanza ravvicinata, che lo ha raggiunto dritto in testa con un proiettile entrato ed uscito da una parte all'altra. E in condizioni disperate un 14enne di Gela ricoverato in rianimazione all'ospedale Cannizzaro di Catania. La sua vita è appesa ad un filo dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa. Sono in corso indagini della polizia per capire se si tratta di tentato suicidio o incidente, anche se, con il passare delle ore, la seconda ipotesi sembra quella più accreditata. Nel giro di pochi minuti, infatti, la notizia ha fatto il giro del paese e chi conosce la famiglia ed il ragazzino esclude l'ipotesi del gesto volontario. Gli agenti del commissariato di Gela sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in un'abitazione di via Pitagora dove il giovane è stato trovato dalla madre riverso a terra in una pozza di sangue. Immediato il trasferimento in elisoccorso a Catania. Entrambi i genitori del 14enne sono dipendenti di una ditta di vigilanza privata. Il minore, che si trova da solo in casa al momento della tragedia, avrebbe quindi utilizzato la pistola della madre. Resta da capire se il colpo sia partito volontariamente o accidentalmente. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta della Procura di disporre la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca dei beni dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Oggi è la giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Iniziative in tutta Italia, a Palermo manifestazione al Teatro Massimo. Marco Gullà. Oggi è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La giornata, riconosciuta dallo Stato dal 2017, è promossa da Libera e Avviso Pubblico sotto alto patronato della Presidenza della Repubblica. L'Italia intera si mobilita con momenti di lettura, di riflessioni, di incontri per ricordare i 1081 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Qui siamo a Palermo, al Teatro Massimo, tanti gli studenti che si susseguono nella lettura dei nomi delle vittime innocenti. Antonio Mancino, Andrea Calogero Comagliani, Filippo Simone. Credo che questo sia un messaggio fortissimo che la scuola siciliana lancia alla città di Palermo, alla regione siciliana, un messaggio per dire ancora una volta che i nomi delle vittime di mafia sono un monito importante per tutte e per tutti. Oggi le studentesse e gli studenti delle scuole siciliane stanno dando questo segnale. La lotta alla mafia è una priorità per la scuola siciliana e credo che la manifestazione di oggi, organizzata dalla Rete per la Cultura Antimafia insieme a Libera, sia il segnale più forte dell'impegno quotidiano delle nostre scuole. La giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un momento di riflessione per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del crimine organizzato, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. La memoria che passa anche dai più giovani. Più giovani, anche a quelli che non c'erano negli anni più bui, soprattutto per la nostra città e per la nostra regione, qual è il valore della memoria, ma soprattutto della responsabilità personale e collettiva nel contrastare le mafie anche oggi. Adesso parliamo di un medico aggredito che ha perso 2 denti. È successo a Messina, dove una dottoressa in servizio al reparto psichiatrico dell'ASP è stata aggredita da un paziente mentre svolgeva il proprio turno di lavoro. La donna, colpita alle spalle nella caduta, ha perso appunto 2 denti e si è dovuta sottoporre a vari punti di sutura. A Palermo commercianti e imprenditori negano di aver pagato il pizzo, malgrado le intercettazioni. Ora in 31 sono sotto accusa per favoreggiamento. Vediamo. C'è chi denuncia e fa arrestare i suoi estorsori, come è avvenuto a Borgetto, e chi invece non denuncia e finisce sotto accusa per favoreggiamento nei confronti di boss mafiosi di Brancaccio e Ciaculli. Succede a Palermo, dove in 31 sono finiti nel mirino della procura, che chiede il processo per commercianti ed imprenditori. L'udienza preliminare si terrà domani. Racket e anti-racket vanno a braccetto con il capo dello Stato Mattarella, che sollecita il contributo di tutti per sconfiggere le mafie e non voltarsi dall'altra parte. E chi ha dato un contributo tangibile è l'imprenditore Giuseppe Piraino. Oggi è obbligatorio denunciare. Mi dispiace apprendere che molti ancora non riescono a trovare il coraggio per denunciare il pizzo o addirittura lo riescono quasi a metabolizzare. È inutile che uno come me o come pochissimi imprenditori continui a denunciare il pizzo mentre la stragrande maggioranza degli imprenditori continua a non farlo.
Ma cosa ne pensano i palermitani alla domanda che si rischia un processo se non si denuncia il racket? Diciamo che il campo legale dobbiamo essere tutti un pochino, siamo un passo indietro perché giustamente lasciamo il compito a chi giustamente ne sa più di noi. Anche se questo costa sacrificio anche alle istituzioni, ma bisogna fare il possibile, quindi ci rimettiamo a quelle che sono le cariche più alte. Nel processo di domani contro chi non ha denunciato il racket, Addio Pizzo, Federazione Antiracket Italiana e Sportello di Solidarietà hanno annunciato di costituirsi parte civile. E ci sarebbe la guida di un santone che al telefono dava istruzioni per l'esorcismo fatale che ha portato alla strage di Altavilla. È la pista seguita dagli investigatori che stanno analizzando tabulati telefonici e cellulari degli indagati. Tanti ancora i punti da chiarire nella ricostruzione di questa vicenda dell'orrore. Manlio Viola. Teleguidati al telefono dal santone per commettere quella strage, quelle torture, quelle atrocità. C'era chi parlava proprio al telefono con Massimo Carandente e Sabrina Fina durante il massacro di Altavilla Milicia. Lunghe telefonate durante le quali venivano messe in pausa le torture su Antonella Salamone, su Emanuel di appena 4 anni e su Kevin, l'altro figlio seviziato quindicenne. Dall'altro capo del cellulare probabilmente il santone ancora da identificare, che ha avuto un ruolo nella mattanza della Villetta dell'Orrore. Uno scenario inquietante che emerge anche dalle dichiarazioni di Giovanni Barreca, il reo confesso che ha raccontato al suo legale, allo psichiatra Caputo, alla criminologa Bruzzone, di lunghe telefonate che riceveva la coppia di Sferacavallo, Carandente e Fina. I tabulati telefonici sarebbero la chiave adesso per scoprire chi c'era dietro e se si sia trattato di un massacro figlio solo del fanatismo religioso o che nasconde altro. Anche la procura per i minorenni è a caccia di nuovi riscontri. Ci sono troppi punti oscuri che devono essere chiariti, a partire dal ruolo svolto dalla figlia 17enne di Giovanni Barreca, che potrebbe essere interrogata prima di Pasqua. Sabrina Fina e Massimo Carandente hanno invece accusato lei e il padre di essere gli autori dei delitti. Padre e figlia avrebbero anche impedito che fossero chiamati i soccorsi. L'unica superstite di quella strage dovrà spiegare se è stata lei, come è stato ipotizzato, ad aver usato il telefonino fingendo di essere il fratello Kevin mentre parlava con un amico nei momenti più terribili del massacro e come mai non abbia invocato aiuto nonostante avesse a disposizione il cellulare. È certo che quando i carabinieri sono arrivati lei dormiva e che assieme al padre ha scritto alcune delle frasi sui muri con il pennarello rosso, frasi necessarie all'esorcismo, al quale si era poi unita in preghiera con la coppia di Sferacavallo e aveva anche preparato il pranzo e la cena insieme a loro. Domani grande manifestazione a Palermo di allevatori e agricoltori che chiedono misure di sostegno al settore. Insieme a loro il comparto pesca e manifestanti provenienti anche da altre regioni. Simona Mazzone. Scaldano i motori, trattori e articolati in direzione Palermo per la grande protesta generale organizzata venerdì e alla quale parteciperanno agricoltori e allevatori che dal primo giorno di protesta chiedono misure di sostegno al settore e a cui si uniranno anche comparto pesca, attività produttive e manifestanti provenienti da altre regioni. In vista della manifestazione che ci sarà consegneremo il nostro documento fuori dal palazzo della regione e daremo un ultimatum di 15 giorni affinché le prime misure urgenti vengano approvate dal nostro governo regionale. Ci saranno pure delegazioni di altre regioni, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, insieme a noi. Intanto l'assessore regionale all'agricoltura San Martino ha incontrato i manifestanti del presidio permanente istituito lo scorso 5 febbraio sullo scorrimento veloce Sciacca-Palermo all'altezza del bivio di Contrada Gulfa. San Martino ha spiegato che il governo regionale sta lavorando su diversi fronti, sia sul miglioramento degli impianti irrigui, sia sulla possibilità di approvare misure economiche straordinarie, rimandando al governo nazionale un intervento concreto. Ma le sue parole non hanno convinto tutti. Per quanto riguarda la visita di San Martino alla Bivio Gulfa, è sembrata più una passerella elettorale che altre cose, al mio modesto parere. I manifestanti porteranno a Palermo le proprie istanze e garantiscono che i riflettori non si spegneranno con la protesta generale, ma si continuerà a vigilare perché il settore va tutelato e salvaguardato. Gli aeroporti di Catania e Comiso si preparano al pienone della stagione estiva, attesi oltre 200.000 passeggeri per la Pasqua. È presto da Comiso 3 nuovi voli di continuità territoriale. Eva Spampinato.
Più destinazioni, più operatori, più concorrenza. Gli aeroporti di Catania e Comiso si preparano alla stagione calda, riscaldando i motori già da subito, con oltre 200.000 passeggeri, di cui quasi 90.000 internazionali, attesi nello scalo etneo per il periodo di Pasqua. Numeri che tradotti significano più economia per tutto il territorio. Uno stato di salute eccellente per quello che è il settore dei trasporti aerei in tutta quanta la Sicilia e più in generale del turismo, che comunque fa ancora da fortissimo richiamo per la nostra terra. Il lancio della Summer 24 questa mattina nella sede della SAC di Catania, con il leitmotiv delle percentuali positive: più 3,96% i viaggiatori, più 3,77% i movimenti previsti per il periodo estivo, che va dal 31 marzo al 27 ottobre. Quando si parla di alternative piuttosto che caro voli, un tema sempre di moda, l'unica cosa che può fare un gestore aeroportuale è fare aumentare la concorrenza, quindi avere più clienti, che per noi, ricordo, non sono i passeggeri ma i vettori aerei. 98 destinazioni da e per Catania, 72 internazionali e 25 nazionali, con la novità di Tunisi e Dublino, collegate direttamente con Catania. 16 rotte, 6 delle quali internazionali, per l'aeroporto di Comiso, per un aumento di movimenti del 56%. L'idea che abbiamo sposato del Presidente, e che ringraziamo perché metterà a disposizione i fondi sviluppo e coesione, sarà quella di realizzare un'area cargo e accanto a quella finanziare altre opere che faranno sì che si potrà fare un maggior numero di passeggeri, realizzando pavimentazioni e tante altre infrastrutture dell'aeroporto che saranno necessarie anche a fare trasporto aereo civile. E Comiso avrà anche 3 nuove tratte di continuità territoriali, 2 per Roma a 38 euro più tasse e una per Milano a 50 euro più tasse. Stop agli stereotipi. Nella giornata mondiale della sindrome di Down si punta a superare le barriere e favorire l'integrazione delle persone affette da questa patologia. Veronica Barbarino. Nella giornata mondiale della sindrome di Down, stop agli stereotipi. Obiettivo di quest'anno è la sensibilizzazione sociale per superare le barriere e favorire l'integrazione delle persone affette da questa patologia. Come esperienza personale posso dire che mi dà tanto, ma tanto mia sorella. Le uniche problematiche che ho non sono con il soggetto Down, ma con le istituzioni pubbliche. Aiutarsi, perché l'unione fa la forza, come quella tra mamme. Insieme a tante altre mamme ci siamo rimboccati le maniche. Ho un bambino di 7 anni che per il quale ho lottato tutti i giorni. In Italia sono 40.000 le persone Down, si stima un bambino ogni 1.200 nati. Qualche passo in avanti si è fatto negli ultimi anni e sempre più persone hanno raggiunto un'autonomia. Oggi ci sono gli strumenti, si fanno i progetti di vita dell'articolo 14, si possono inserire nel mondo del lavoro facendo un programma e vedere quali possono essere gli obiettivi per queste persone. Mai come adesso si deve promuovere la conoscenza di questa sindrome, anche con programmi mirati nelle scuole. A Licata, nella zona intesa marina, questa mattina è stata riaperta la casa di Rosa Balistreri. Alla straordinaria cantautrice popolare è stato dedicato anche un museo. Davide Sardo. A Rosa Balistreri da Licata è dedicata la casa di Rosa nella sua Licata in via Martinez 42, nella zona intesa marina, ovvero dove la straordinaria cantautrice popolare ha trascorso i suoi primi anni di vita insieme alla famiglia poverissima. L'iniziativa del museo è del Centro Studi di Cultura Siciliana e Meridionale, che ha affittato dagli attuali proprietari la casa di Rosa. Nella casa di Rosa tutto ricorda e ricorderà lei, la sua passione viscerale, il talento poetico e musicale. Sono consultabili dei libri che la rievocano, si ascoltano le sue canzoni, sono proiettati, filmati, concerti e rivive la voce della Sicilia. I 2 termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e a Catania sono il perno centrale del nuovo piano di gestione dei rifiuti della Sicilia, che il governo Schifani ha apprezzato oggi pomeriggio nel corso della Giunta. Gli impianti avranno un costo di 800 milioni di euro finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. La gestione verrà affidata a operatori di mercato selezionati con procedure ad evidenza pubblica. Negli altoforni di incenerimento verranno immessi rifiuti solidi urbani solo dopo un trattamento meccanico biologico. Il cronoprogramma prevede l'approvazione definitiva del piano entro luglio, per poter poi avviare subito la progettazione degli impianti.
E oggi è il primo giorno di primavera, è andato in giro per noi Francesco Aloi, vediamo. Il sole c'è, il mare è calmo e primavera adesso anche sul calendario. Ci siamo sposati la settimana scorsa e abbiamo scelto questa località bellissima. Chi può fa una bella passeggiata salutare all'aperto. Speriamo che continui così perché ormai il tempo è cambiato. Io amo la Sicilia, sono siciliana. Il bel tempo quindi è arrivato. Anche se in Sicilia pioggia ce n'è stata davvero poca, ma da adesso dovrebbe partire l'avanzata delle temperature, già sopra i 20 gradi nelle zone costiere. Una fase abbastanza stabile fino ai primi giorni della prossima settimana, poi tra le giornate di mercoledì e venerdì un nuovo impulso, una nuova palla di aria fredda tenderà gradualmente a interessare il Mediterraneo occidentale per poi spostarsi su quello orientale. C'è chi inizia a preparare il costume e chi invece lo ha già indossato. Già in costume? Sì, da molto, 2 mesi sono già. Questa è la primavera siciliana, ma attenzione, perché per Pasqua e Pasquetta potrebbe piovere. Vero o falso, ancora è un po' presto per averne certezza. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, sono arrivate le decisioni della giustizia sportiva dopo i fatti di Padova. A porte chiuse la finale di ritorno al Massimino a Menda per le due società e c'è il rischio che anche la trasferta di Torre del Greco sia vietata ai tifosi rossazzurri. Francesco Trioli. Catania-Padova a porte chiuse, 10.000 euro di ammenda al club etneo, 5.000 a quello padovano e la decisione del giudice sportivo dopo gli incidenti verificatisi allo Stadio Caneo durante l'intervallo della partita di andata. Chiude dunque il Massimino per la finale di ritorno dopo gli incidenti all'Euganeo. Il provvedimento non tocca la prima partita di campionato che deve giocare la squadra rossa-azzurra al Massimino, cioè quella col Giuliano, ma la sfida più attesa, quella con i Patavini. Giudicata evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del Catania, contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza, rilevato anche che le intemperanze hanno determinato la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo. Il Catania sta verificando se ci sono margini per presentare ricorso, ma intanto la situazione potrebbe avere comunque riflessi immediati in campionato, potrebbe essere vietata la trasferta dei tifosi rossazzurri a Torre del Greco. L'osservatorio sulle manifestazioni sportive ha infatti deciso di affidare la decisione al CAMS, sottolineando gli aspetti di rischio della gara. La squadra intanto si concentra sul campo, all'orizzonte c'è la trasferta proprio di Torre del Greco, uno scontro diretto in piena regola per quella che è oggi la dimensione dei rossazzurri. La Turris è a 6 lunghezze più giù, occupa il quintultimo posto che vale i play-out e ha la possibilità di dimezzare lo svantaggio e riaccendere speranze di salvezza diretta. Tutto questo naturalmente a discapito del Catania, che invece deve evitare la coda post campionato se non vuole vanificare il percorso di Coppa. Ecco perché domenica sarà uno spartiacque quasi decisivo per la squadra di Zeoli. Il tecnico deve valutare le condizioni Bua e Teio. È molto probabile che Welbeck, squalificato per un turno in Coppa, venga impiegato sin dall'inizio, mentre Di Carmine potrebbe inizialmente partire dalla panchina ed entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe dopo i 70 di Padova. E per questa edizione noi ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.